Mentre le altre regioni puntano alla zona gialla e al decreto del 26 aprile, la Sicilia rallenta, potrebbe restare in arancione. Armi e reperti archeologici in casa, guai per un pensionato. Chiestite il rinvio a giudizio per la morte della giornalista Loredana Guida, confermata in appello la sentenza di primo grado sulla morte di Chiara Lamendola. Donati cani guida a 6 non vedenti, l'iniziativa dei Lions. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Coronavirus in Sicilia, contagi in progressione, le riaperture si allontanano. Tra domani mercoledì 21, giovedì 22 il Consiglio dei Ministri varerà il decreto sulle riaperture del 26 aprile, ripristinando la zona gialla ma rafforzate le sue regole in tutto il Paese. 12 regioni più le 2 province autonome di Trento e Bolzano potrebbero entrare da subito nell'area a minori restrizioni, ma non la Sicilia. Ci sono i nostri servizi. Altre 2 zone rosse in Sicilia, in 2 diverse province, sono state istituite dall'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci a causa dell'aumento dei contagi del Covid-19, in particolare il comune di Montallegro nella nostra provincia, a seguire quello nel messinese Lonci. Il provvedimento richiesto dal commissario straordinario che guida Montallegro e dal sindaco di Lonci a seguito delle relazioni delle rispettive ASP provinciali entrerà in vigore mercoledì 21 e cesserà la sua efficacia venerdì 30 aprile. Intanto aumentano sopra la quota 1000 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati in Sicilia. Dopo l'ultimo rilevamento, che era di 875, il dato di ieri dice che nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati scoperti ben 1123 casi. La Sicilia è così seconda in Italia per incremento dopo la Campania con 1334. L'aumento di casi più consistente riguarda la provincia di Palermo con 508 nuovi contagiati, seguono quindi Catania al secondo posto con 221, Caltanissetta con 96. Tra ieri e oggi inoltre si sono registrati 10 morti e 549 guarigioni. Il numero complessivo degli attuali positivi è 26.322, 564 rispetto all'ultima rilevazione. I ricoveri in regime ordinario sono al momento 1.262, mentre quelli in terapia intensiva e subintensiva 176. Intanto nella nostra provincia il numero di tamponi somministrati sono stati 624, il numero di casi positivi 14, i soggetti ospitalizzati sono 1, i soggetti assistiti a domicilio 13, quelli guariti 106, deceduti 2. Settimana decisiva in Consiglio dei Ministri per le riaperture dal prossimo 26 aprile. Pronto il decreto che dovrà indicare le direttive da seguire. Ad una settimana alla data stabilita, la linea del governo sembra determinata, nonostante le resistenze tra rigoristi e aperturisti. Sono 11 le regioni e le province di Trento e Bolzano che puntano alla zona gialla per ripartire. Il governo conferma la volontà annunciata dal premier Draghi e stoppa le pressioni degli aperturisti per aumentare alle 23 il coprifuoco e prevedere l'apertura di bar e ristoranti al chiuso, e quella delle regioni che chiedono al governo di rivedere il rientro a scuola per tutti gli studenti, se non dopo un'approfondita analisi sui trasporti pubblici. Passaggio fondamentale sarà l'incontro con il Comitato Tecnico Scientifico sulla questione del pass per gli spostamenti tra le regioni e soprattutto l'utilizzo del certificato per accedere ad alcuni eventi come spettacoli dal vivo o andare al cinema. Ad oggi nessuna conferma arriva da Palazzo Chigi per gli spostamenti, mentre si va nella direzione del certificato vaccinale, quello di avvenuta guarigione o l'esito del tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Sulla stessa linea viaggia il Green Pass, il certificato di vaccinazione europeo, che potrebbe essere operativo tra giugno e luglio attraverso un'applicazione. L'ipotesi più fondata è l'utilizzo di un'app con un codice QR con le informazioni da esibire a richiesta, tipo l'app Io, già utilizzata dallo Stato per il cashback. È realizzata seguendo i canoni europei, identità digitale e privacy, e dunque pronta per essere utilizzata. Sul tavolo degli esperti e del Comitato Tecnico Scientifico ci saranno anche le linee guida delle regioni per le riaperture delle attività produttive, con tutti gli interrogativi del caso che continuano giorno dopo giorno a suscitare reazioni, proteste, blocchi stradali e tensioni sociali.
A Catania la protesta dei venditori ambulanti blocca la tangenziale per un'ora, chiedono la riapertura regolare del commercio su aree pubbliche, mercati delle sagre e fiere. Vediamo. Una imponente manifestazione, siete riusciti a creare questo blocco stamattina per una protesta che ha dei motivi molto validi. Sì, questa qua di stamattina è un inizio, perché ancora se non ci danno risposte certe, ogni settimana faremo quello che stiamo facendo oggi, lo faremo tutte le settimane, perché noi non ne possiamo più, siamo esasperati veramente, da 14 mesi che non lavoriamo, le feste, le fiere, i mercati, le sagre, siamo tutti a casa e non ne possiamo più, vogliamo solo lavoro. Questo è l'inizio. Se non ci danno risposte certe il governo nazionale, noi faremo tutte le settimane queste proteste, tutti i giorni, addirittura ci staremo qua in strada e non ce ne andiamo più. Vogliamo solo le riaperture, vogliamo tutte le riaperture dei mercati, delle feste, delle sagre e delle manifestazioni, tutte. Non è possibile che noi non possiamo lavorare. Da 14 mesi che siamo chiusi, non ne possiamo più. Cosa pensate di fare in un futuro? Aspettate delle risposte dal governo? Noi risposte dal governo già, il governo le risposte che ci ha dato il 27 di ottobre che siamo stati a Roma a manifestare ci ha preso solo in giro. Ora aspettiamo il governo di Draghi che almeno ripartono le riaperture per tutti, perché non si sa quando apriamo, noi siamo stati i primi a chiudere e non sappiamo quando dobbiamo aprire, perché noi siamo quelle delle feste, quelle delle sagre e quelle dei mercati. Quanti siete qui stamattina circa? Un 1000 persone ci siamo sicuramente, da stamattina che blocchiamo tutto, la Sicilia orientale è tutta bloccata. Questo è un inizio, speriamo che ci danno risposte certe perché ci sarà ancora il seguito. Vi siete posti un termine entro cui avere delle certezze? Sì, ora stamattina c'è stato qua l'onorevole Gavagna assieme a noi e ci ha detto che ci prenderà un appuntamento con il presidente Musumeci, che noi non abbiamo niente contro il presidente Musumeci, non abbiamo niente completamente, anzi ci ha aiutato per il DUC. Credo che sia sotto gli occhi di tutti come sono state trattate soprattutto alcune categorie, ma in generale ovviamente tutto il comparto economico è stato messo in secondo piano rispetto a un sistema basato sull'economia della salute che non ha funzionato e a un sistema ovviamente che doveva in qualche modo salvaguardare, che anche questo non ha avuto una grande efficienza, doveva salvaguardare la salute pubblica. Quindi su questo penso che ci sia poco da dire sul passato, sul futuro invece noi crediamo che noi siamo il futuro, tutto quello che Made in Italy va assolutamente riaiutato, riorganizzato e bisogna recuperare gli errori che ci sono stati fatti perché tanti hanno chiuso. Noi stimiamo un 15%, stimiamo una perdita già oggi di 300.000 posti di lavoro, non si può continuare perché sono posti di lavoro che aiutano l'Italia e il futuro dei nostri figli, che sono il futuro dei nostri figli. Intanto bisognava appunto fare funzionare le cose che dovevano funzionare in maniera efficiente ed efficace, cosa che non è stata fatta e quindi non si può assolutamente continuare a chiedere sacrifici ai comparti che invece, ripeto, costituiscono e rappresentano il futuro. Quindi questo è il succo del ragionamento. Dopo un anno e mezzo non possiamo continuare a sentire emergenza. L'emergenza poteva essere giustificata a 2 mesi, 3 mesi. Adesso, come dice lei, si dovrà trovare un sistema nel frattempo che man mano che si aumentano i vaccini e man mano che questo virus è vero che circola di più, ma negli ultimi mesi a Messina ci sono stati pochissimi decessi, quindi anche se c'è comunque una circolazione c'è contemporaneamente secondo me una carica virale e comunque a Messina che ci sono grandi spazi aperti, bisogna immediatamente sfruttarli e rimettere in movimento l'economia. Questa è la nostra richiesta e la nostra convinzione e secondo me, ripeto, visto che le piccole e medie aziende sono il futuro dell'Italia e della città, bisogna veramente sentire questa nostra voce. Io chiedo appunto alla Giunta regionale e al governo regionale di valutare bene perché, ripeto, è da 14 mesi che il comparto economico viene schiacciato ovviamente dalla necessità di dover salvaguardare la salute pubblica, quindi che si rifletta bene e si vada nella direzione del mantenimento
dei posti di lavoro e quindi di una riapertura che è possibile e che è organizzabile. Non credo che ci sia questa grande pericolosità, ovviamente non sta a me dirlo, e comunque allora a questo punto che si lavori sulle zone. Arrestato cinquantenne, oltre alle 180 armi regolarmente detenute, custodiva anche 12 armi da fuoco, fucili e pistole, 26 armi bianche, 1800 munizioni senza alcuna autorizzazione e nelle residenze di Sciacca e Contessa Entellina aveva anche 70 reperti archeologici. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stamani presso la questura di Agrigento condotta dal nuovo dirigente del commissariato di Sciacca Salvatore Siracusa e dal capitano della Guardia Finanza della compagnia di Sciacca Giorgio Iozia, per illustrare l'arresto di un uomo di Sciacca dalle iniziali LA che aveva nelle sue abitazioni di Sciacca e di Contessa Entellina un vero e proprio arsenale. Rinvenuti 12 armi di fuoco tra pistole e fucili, 26 armi bianche, una quantità di pugnali e oltre 1800 munizioni di vario calibro. Il blitz è stato svolto dalla polizia di Sciacca e dai militari della Guardia di Finanza, scoprendo una casa museo delle armi. L'uomo aveva regolare permesso per la detenzione di 180 armi di cui faceva collezione, ma in seguito ad ulteriori accertamenti sono state accertate quelle mai dichiarate. Durante il blitz delle forze dell'ordine anche hanno trovato 70 preziosi reperti archeologici che sono stati sequestrati e inviati alla sovrintendenza per gli accertamenti del caso. L'uomo è stato prima sottoposto agli arresti domiciliari e dopo l'udienza di convalida svoltasi in mattinata presso il Tribunale di Termini Imerese è scattato l'obbligo di dimora a Sciacca. Poc'anzi è stato un intervento effettuato in modo congiunto con i colleghi della Guardia di Finanza della compagnia di Sciacca, con i quali abbiamo lavorato in splendida e in ottima sinergia. Siamo intervenuti per controllare che questa persona detenesse in modo legittimo e regolare le armi e durante le attività di perquisizione con la Guardia di Finanza abbiamo trovato pure una settantina di pezzi che noi riteniamo essere di interesse archeologico e anch'essi insieme alle armi sono state poste sotto il vincolo del sequestro penale in attesa ovviamente di un successivo approfondimento con un consulente tecnico in grado di confermare il valore artistico e di interesse archeologico di questo materiale. L'arresto è scattato perché c'era una parte delle armi che non era inserita nella denuncia di collezione, quindi è stata ovviamente sequestrata. Si tratta di armi corte, armi lunghe, circa 1800 munizioni e 26 armi bianche tra coltelli e stiletti. Non solo a Sciacca ma anche a Contessa Entellina, quindi fuori la provincia. Sì, l'attività è stata condotta per una piccola parte presso la giurisdizione del commissariato di Sciacca, qui a Sciacca, e poi per la gran parte, ripeto, sempre con la collaborazione con la Guardia di Finanza presso il comune di Contessa Entellina. Gli accertamenti dovranno continuare sia in relazione alle armi ma soprattutto in relazione ai reperti che abbiamo sequestrato per capirne sicuramente la provenienza e per accertarne il reale valore. Quindi è stato denunciato a piede libero? No, è stato tratto in arresto e all'udienza di convalida il giudice ha completato l'arresto e ha comminato la misura dell'obbligo di dimora presso il comune di Sciacca. Sì, è stata un'attività in sinergia tra le Fiamme Gialle Saccensi e gli uomini del locale commissariato di pubblica sicurezza, grazie alla quale sono state rinvenute complessive 12 armi da fuoco, 26 armi bianche, principalmente pugnali, e circa 1800 munizioni, delle quali il soggetto titolare di licenza di porto d'armi non è stato in grado di esibire alcuna documentazione attestante il legittimo possesso. A ciò si aggiunge, nell'ottica di un'attività trasversale, il sequestro di circa 70 pezzi di interesse verosimilmente storico e archeologico che saranno messi a disposizione della competente sovrintendenza per una successiva perizia. Si inserisce l'attività odierna nell'ambito dei controlli di routine che il commissariato e talvolta anche noi della Guardia di Finanza eseguiamo nei confronti dei collezionisti e sicuramente non sarà l'ultimo dei controlli effettuati. Malaria curata come influenza stagionale, chiesti per rinvii a giudizio per la morte della giornalista Loredana Guida. C'è il servizio.
malaria curata come influenza stagionale, nonostante la paziente avesse detto e ribadito di essere da poco rientrata da un viaggio in Africa. Il procuratore aggiunto Salvatore Velle e il pubblico ministero Elenia Manno hanno chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici per la morte di Loredana Guida, la giornalista e insegnante di 44 anni deceduta il 28 gennaio dello scorso anno. Sotto accusa Gioacchino Bruculeri, 69 anni, medico in servizio alla Guardia Medica. Maurilio Castelli, sanitario in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, e Francesco Sciortino, medico curante della donna. A Castelli in particolare si contesta di non aver sottoposto la paziente ad un'accurata anamnesi e soprattutto di non aver eseguito un test rapido per la malaria, nonostante Loredana Guida, sostiene l'accusa, avesse detto in fase di triage di essere stata in Africa. Sciortino invece, pur sapendo del viaggio in Nigeria, le avrebbe prescritto la terapia per l'influenza. Bruculeri infine, a seguito del suo accesso in guardia medica il 19 gennaio, avrebbe omesso di effettuare ogni ulteriore approfondimento, nonché omesso di indirizzare la paziente verso un'adeguata struttura di emergenza nonostante le condizioni critiche. I familiari si costituiranno parte civile. L'udienza preliminare a carico dei 3 medici imputati di omicidio colposo è in programma l'11 maggio davanti il GUP Stefano Zammuto. I giudici della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Fabio Marino, hanno confermato la sentenza emessa il 12 luglio del 2018, quando il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha condannato a 1 anno di reclusione ciascuno il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Agrigento, Giuseppe Principato, 63 anni, e il funzionario Gaspare Triassi, di 54 anni, responsabile del servizio stradale comunale, imputati di omicidio colposo a seguito della mancata riparazione o di un'adeguata segnalazione di una profonda buca stradale in via Cavalieri Magazzini ad Agrigento, tra Sallaone e Cannatello, intorno alle 18 del 30 dicembre 2013, ha provocato un incidente stradale e la morte di Chiara Lamendola, 24 anni di età. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, il giudice Miceli tra l'altro scrisse: al di là della fin troppo dichiarata mancanza di fondi, il Comune di Agrigento disponeva comunque di quelli necessari, oltre che del personale, della struttura e dei mezzi per compiere quantomeno i piccoli lavori di manutenzione ordinaria, quali la copertura di una buca sull'asfalto o quantomeno anche solo appunto per segnalare l'insidia agli utenti della strada. Inchiesta sulle ONG. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo invia un documento di denuncia per quanto avvenuto alla Procura di Trapani, che ha intercettato giornalisti e avvocati. I dettagli nel servizio. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha inviato per le valutazioni di competenza al Ministro della Giustizia Marta Cartabia, al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Superiore della Magistratura un documento di denuncia per quanto avvenuto alla Procura di Trapani, al centro dello scandalo intercettazioni di giornalisti e avvocati. Del caso ci siamo ampiamente occupati, sentendo la parte lesa e dunque 2 colleghi giornalisti spiati nel bel mezzo di un certosino e complicato lavoro che correttamente però veniva svolto senza necessitare dell'ingerenza esterna della procura. Come vi abbiamo infatti raccontato, sono state ascoltate e trascritte intercettazioni di conversazioni indirettamente captate tra avvocati nell'esercizio delle proprie funzioni difensive e rispettivi clienti nel corso di indagini preliminari condotte dalla procura in tema di immigrazione. Dopo il COA di Catania, ora è quello di Palermo a chiedere un approfondimento della questione ed eventuali iniziative. Come ci spiega il presidente dell'Ordine Forense Palermitano, ciò che è accaduto è gravissimo per il nostro ruolo, perché si è messo in discussione sia un principio fondamentale, che è quello del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sia l'articolo 103 del Codice di procedura penale, secondo cui i colloqui tra difensore e assistito devono rimanere riservati. A ciò si aggiunge, come si legge nell'esposto, che l'avvocato può e deve svolgere il proprio incarico di consulenza, di difesa e di rappresentanza del cliente, perché pieno titolare dei diritti attribuitigli dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nonché dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, nel modo più ampio e libero possibile. Per esplicitare pienamente il proprio mandato, il difensore deve essere libero di interloquire con il proprio assistito e con i propri consulenti in
assoluta libertà, senza cioè che le loro conversazioni possano essere anche solo indirettamente oggetto di captazione. Quando chiediamo al presidente in ordine se non ci sia il rischio che tutto finisca nel dimenticatoio, passata la tempesta mediatica, ci si risponde: questa è l'occasione per ribadire i principi che purtroppo ad oggi sono stati calpestati. Per noi è fondamentale che la questione sia sottoposta all'attenzione degli organi in indirizzo affinché vigilino in modo che in futuro non accada quanto successo alla procura di Trapani ma anche altrove. Questi fatti si sono verificati, si verificano e probabilmente continueranno a verificarsi, ma se rimaniamo silenti nessuno si porrà seriamente il problema. Inoltre, guardando all'iniziativa della Guardasigilli, che subito ci ha voluto vedere chiaro, l'avvocato Immordino aggiunge: sentiamo e percepiamo un'attenzione diversa da parte del ministro rispetto al passato su questa problematica. La professoressa Cartabia, tutta la nostra vicinanza per come si sta spendendo il quotidiano Il Dubbio su questo, approfondisce la questione. Il fatto che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani abbia detto che le intercettazioni non saranno utilizzate in sede processuale non basta al presidente dell'Ordine di Palermo per ritenersi tranquillizzato. Il problema è il principio che noi vogliamo ribadire. La criticità non è tanto l'utilizzo della trascrizione, che comunque è vietata, quanto proprio il fatto di ascoltare la conversazione tra difensore e cliente, e su questo si legge ancora nell'esposto: può ritenersi sufficiente a derubricare la gravità dell'accaduto, la formale non utilizzabilità a fini probatori dell'intercettazione così illegittimamente acquisita, non esistendo alcun rimedio normativo neppure postumo che possa riparare la compiuta violazione della segretezza delle conversazioni tra l'avvocato e il proprio assistito, tra l'avvocato e i consulenti della difesa. In un sistema processuale basato sul principio di parità tra difesa e accusa è inammissibile che la strategia difensiva messa a punto dal difensore nei colloqui con il cliente o con i suoi consulenti possa essere captata da quella che dovrebbe essere la sua controparte processuale. Forse allora, per rimediare a questo, che è in generale un problema di cultura della giurisdizione, potrebbe essere fondamentale l'inserimento dell'avvocato in Costituzione. Da sempre, conclude Mordino, abbiamo sostenuto la proposta del Consiglio Nazionale Forense per l'inserimento dell'avvocato in Costituzione. Oggi auspichiamo che finalmente questo avvenga. La Costituzione deve dare dignità alla figura dell'avvocato. Non a caso il diritto di difesa viene contemplato dalla Carta Costituzionale. Quando si parla di comparto giustizia non bisogna pensare solo ai magistrati ma anche agli avvocati. Le nostre funzioni dovrebbero avere pari dignità in Costituzione. Quando si parla di ruolo essenziale della giustizia occorre capire che anche noi svolgiamo quel ruolo. Donati dei cani guida a 6 persone non vedenti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sono stati 6 cani guida che da domenica accompagneranno ogni giorno altrettanti non vedenti, donati dai 5 da Lion Club e 1 del Leo Club durante il Lion 6 distrettuale che si è svolto lo scorso domenica 18 aprile in tutta la Sicilia. E a causa della pandemia la manifestazione, che negli anni passati ha visto una pacifica e gioiosa invasione di centinaia di gilet gialli in quella città dell'isola, scelta di volta in volta per celebrare la giornata dell'investitura, quest'anno si è svolta solo online sulla piattaforma Zoom e replicata sulla pagina Facebook Lions Sicilia. Hanno presenziato il governatore distrettuale Mariella Sciammetta, gli officer distrettuali di circoscrizione di zona e dei vari club dell'isola, oltre che ovviamente i soci Lions e ospiti esterni. La manifestazione ha permesso quindi di consegnare formalmente a 6 non vedenti altrettanti cani guida, già appositamente addestrati nel centro di Limbiate vicino Monza, dove da anni i Lions hanno messo in piedi una scuola all'avanguardia per la preparazione dei cani per l'assistenza ai non vedenti. I cani sono stati consegnati a San Giovanni Gemini, a Sciacca, nel Messinese e nel Palermitano. Durante la manifestazione sono stati anche ammessi 96 nuovi soci dei diversi Lions Club siciliani, attirando a loro altre persone desiderose di mettersi in gioco al servizio degli altri. Il Lions Day, con la giornata mondiale dell'investitura, è un evento che si svolge simultaneamente in tutto il mondo e vuole offrire il benvenuto ai nuovi soci Lions che entrano così da quel giorno a far parte dell'organizzazione di club di servizio più grande al mondo, e quindi dare anche l'opportunità agli stessi Lions di sensibilizzare l'opinione pubblica presente all'evento sulle attività benefiche e di solidarietà svolte in oltre 100 anni di fondazione dal sodalizio.
Dal 1917 Lions si prodigano in tutto il mondo a favore dei bisognosi e delle comunità locali, aiutando i non vedenti e gli ipovedenti, offrendo loro servizi, donando pasti e beni a chi si trova in difficoltà, promuovendo raccolte fondi destinate a combattere la fame, le malattie, la disuguaglianza, per difendere l'ambiente non solo nelle aree più povere della terra, ma anche vicino casa, dove spesso ci sono sacche di povertà e di degrado che molti di noi ignorano. Ecco perché si dice: dove c'è un bisogno c'è un Lions pronto a intervenire. A Milazzo 180.000 articoli non sicuri sequestrati in un negozio gestito da cinesi. Vediamo. Oltre 180.000 articoli di vario genere sono stati sequestrati presso un esercizio commerciale di Milazzo, gestito da un imprenditore cinese, perché privi di requisiti minimi di sicurezza, segnalando il titolare alla locale Camera di Commercio per le previste sanzioni amministrative. L'operazione è stata condotta nell'ambito dell'intensificazione delle attività di controllo del territorio svolta dai militari della compagnia Guardia di Finanza di Milazzo, coordinati dal gruppo della città mamertina. Nel corso del controllo eseguito, le fiamme gialle rinvenivano una gran quantità di beni, dai semplici prodotti per la casa a piccoli giocattoli sino a materiale elettrico, oggi tutti cautelati, in relazione ai quali riscontravano l'assenza delle informazioni minime tali da consentire all'acquirente di accertarne la provenienza, ovvero il materiale impiegato per il loro assemblaggio, nonché in taluni casi anche la mancanza del marchio CE, garanzia di conformità agli standard europei. La marcatura CE costituisce infatti un attestato di sicurezza a garanzia della filiera di produzione e dell'affidabilità dei materiali adoperati per la realizzazione degli articoli. L'attività di contrasto della Guardia di Finanza agli illeciti in materia di sicurezza dei prodotti rimane un settore di primaria importanza. Parimenti non di minore importanza, tale attività è rivolta a tutelare i commercianti onesti ed il corretto funzionamento del mercato di riferimento, spesso falsato proprio da comportamenti della specie, sacrificando le più elementari norme di sicurezza per ragioni di convenienza economica. Il Consiglio Comunale, all'interno del regolamento sugli spazi e aree pubbliche, ha inserito che fra la documentazione che doveva essere prodotta, condizionata tra l'altro all'ottenimento di uno spazio pubblico a pagamento tra l'altro, tranne i casi che prevede la legge che sono dovuti gratuiti, il dichiarante doveva allegare, oltre alla documentazione tecnica del rito, una dichiarazione sull'antifascismo. La giustizia amministrativa ha dato ragione a un modus operandi e soprattutto a un pensiero diffuso purtroppo in tempi di democrazia, che era assolutamente antistorico. Ancora fare una dichiarazione antifascista, io credo che siamo proprio lontanissimi dai momenti storici che si vivono, che tra l'altro hanno mille altre problematiche. Sarebbe stato più serio per il Consiglio Comunale occuparsi dei veri problemi della città di Trapani. Un ambulante, un negoziante, oppure io assieme all'onorevole Michele Rallo, che abbiamo fatto richiesta di uno spazio pubblico per la raccolta delle firme su un articolo della Costituzione, abbiamo ricevuto il diniego perché ci siamo rifiutati di fermare questa dichiarazione sull'antifascismo. Perché proprio sull'antifascismo e non sull'anticomunismo? Non andrei neanche a cavillare sull'argomento, perché anche l'anticomunismo oramai è diventato antistorico. Queste sono argomentazioni sulle quali ci si può confrontare culturalmente, ci si può confrontare storicamente, anche del giudizio severo che ci può essere per carità per l'una o l'altra impostazione ideologica, ma nel 2021 non ci si può ancora rovellare sul chiedere delle cose assolutamente assurde. Assieme all'onorevole Michele Rallo, con l'ausilio di un egregio avvocato, che è l'avvocato Augusto Sinagra del Foro di Roma, abbiamo fatto un ricorso al TAR contro il diniego che avevamo ricevuto. Il TAR in un primo momento non ci aveva accordato la sospensiva, allora abbiamo esteso il ricorso al CGA, che finalmente ha esaminato con attenzione le carte, ci ha dato ragione, cioè ha chiesto al Comune di Trapani di ritirare la delibera perché è incostituzionale, e le motivazioni sono legate ai principi della libertà fondamentale dell'uomo nella propria espressione delle idee, riprendendo anche alcune indicazioni della Corte di Giustizia Europea. È stata la vittoria di cosa? Dei tempi
che devono consegnare un giudizio storico a quello che è accaduto sul fascismo e anche sul comunismo. Non ha più senso dividere ancora l'Italia in fascisti e antifascisti. Non l'ho vissuto il fascismo, ne ho studiato moltissimo alcuni aspetti storici, molti dei quali ho apprezzato, moltissimi dei quali ho contestato. Privare la mia libertà e nel caso di pensiero nel dover per forza esprimere un giudizio su una qualche cosa per ottenere che cosa? Quello che è un diritto. Dopodiché il TAR ha ripreso la sentenza del CGA, l'ha fatta propria e quindi ha dato la sentenza definitiva. È antistorico e anacronistico parlare degli italiani con questa distinzione e questa acrimonia che dopo oltre 70 anni deve ancora essere mantenuta da parte di una parte, ovviamente io ritengo assai minoritaria del popolo italiano, e invece ritengo che la politica dovrebbe occuparsi veramente delle necessità importanti delle istanze che provengono dal territorio e dedicarsi alle mille problematiche che viviamo oggi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Nuovi medicinali introdotti nelle farmacie per patologie gravi ed invalidanti. Vediamo. Nuovi medicinali per la cura di patologie gravi ed invalidanti saranno distribuiti dalle farmacie private convenzionate dislocate su tutto il territorio siciliano per venire incontro alle esigenze dell'utenza dei più fragili. È il risultato del nuovo accordo sottoscritto dall'assessorato regionale della salute, da Federfarma Sicilia, dall'Associazione Distributori Farmaceutici e Federfarma Servizi ed approvato da un decreto del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica in vigore dal 1° aprile. La principale innovazione consiste nell'estendere a 9 classi di farmaci inclusi nel PHT, prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale ospedale-territorio, l'erogazione mediante il canale delle farmacie aperte al pubblico, distribuzione per conto, tenuto conto della loro capillare presenza sul territorio. In particolare l'ASP di Palermo è stata individuata come capofila per centralizzare l'acquisto dei farmaci per tutta la regione siciliana. I pazienti potranno trovare nelle farmacie sotto casa gli interferoni ed il glatiramere acetato adottati nelle terapie per la sclerosi multipla, una serie di medicinali per gravi patologie cardiovascolari e per la cura dell'osteoporosi. Le farmacie private convenzionate rappresentano un presidio prezioso su tutto il territorio della nostra isola, dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, strumento fondamentale nell'erogazione agli assistiti di servizi volti a migliorare l'efficacia e la qualità del servizio sanitario pubblico. Questa nuova iniziativa consentirà di essere più vicini alle esigenze dei pazienti, riducendone i disagi nell'accesso alle cure. Attraverso questo accordo Federfarma garantisce anche il mantenimento di una piattaforma informatica dedicata alla distribuzione per conto e di un'altra piattaforma digitale per la gestione dei piani terapeutici. 3 anfore romane trovate nel mare di Mondello. C'è il servizio. Questo è un luogo di grande interesse per la Soprintendenza del Mare, un luogo che ha dato segni importanti nel passato, un luogo che prima agli inizi degli anni 50 veniva costantemente depredato e che dopo, da quando esiste la Soprintendenza del Mare, ma prima ancora il GIAS, è un luogo costantemente monitorato e osservato. È un luogo che testimonia la presenza di vari naufragi in epoche diverse e che nasconde e scopre in base alle correnti che in questo luogo sono notevoli, in base alle maestralate che spesso creano delle vere e proprie sacche nel fondo roccioso, e queste sacche restituiscono talvolta dei reperti di grande importanza. Questi ritrovamenti sembrano confermare gli studi avviati da Sebastiano Tusa. Certamente, lui è stato forse il primo a mettere, sicuramente il primo a mettere ordine nella ricerca e a parlare di ricerca contestualizzata. È stato il primo a parlare di itinerari e di musei sommersi. È chiaro che nel caso, come si è presentato adesso, di una diciamo possibilità di depredazione, noi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza il reperto che troviamo, e così è stato fatto dal nostro coordinatore del servizio subacqueo Stefano Vinciguerra,
che le ha avvistate e immediatamente recuperate, perché questo è importante sia perché noi segniamo il punto di ritrovamento, ma anche perché ora nelle settimane prossime procederemo a una ricognizione sistematica proprio per verificare se c'è dell'altro materiale importante che naturalmente ci trasmetterà notizie sempre più precise e dettagliate di quello che è la provenienza. Ci sono altre aree nella zona che ritenete particolarmente interessanti da monitorare? Quello che mi piace dire sempre, nel fondo del mare, nel fondo del Mediterraneo c'è il più grande museo del mondo che ci testimonia e ci restituisce sempre informazioni utili per ricostruire pagine di storia, così come ha fatto Sebastiano Tusa con la battaglia delle Egadi, che è una formidabile scoperta che gli ha consentito veramente di riscrivere una pagina di storia. Ecco, noi giorno dopo giorno la Soprintendenza del Mare fa questa attività costante di tutela, di monitoraggio, di salvaguardia dei nostri musei sommersi e degli itinerari, e questo naturalmente non fa altro che apportare sempre nuove informazioni e nuove notizie. Adesso partiremo con il relitto di Ustica, questa indagine profonda, del relitto profondo, probabilmente un relitto romano, che ispezioneremo dal 9 al 15 di maggio, ma poi anche nei mari di Pantelleria. Stiamo prevedendo una campagna sempre a maggio di ricognizione dei nostri itinerari sommersi, e naturalmente queste ricognizioni portano sempre delle novità, perché ovviamente allarghiamo sempre il raggio di azione, il raggio di ricerca, e quindi le informazioni sono sempre tante e nuove. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.